La parola d'ordine è: padovani, adottate le vostre statue. Ancora 9 statue, 4 obelischi e poi tutta Prato della Valle sarà completamente restaurata grazie all'amore dei padovani per la propria città. Grazie all'Art Bonus in molti infatti hanno contribuito alla realizzazione dei lavori di sistemazione delle statue di un luogo simbolo per Padova. Ora bisogna percorrere l'ultimo miglio per completare l'opera in modo tale che Prato della Valle sia completamente sistemato e pronto ad accogliere i turisti mancati in quest'anno di pandemia. Grazie alla generosità dei padovani, ma anche grazie a un meccanismo agevolativo da un punto di vista fiscale che permette a colui che decide di aiutare, di restaurare una statua, di beneficiare dell'Art Bonus, che vuol dire una defiscalizzazione del 65%. Per diventare mecenate non serve molto, basta un piccolo contributo. Si può essere mecenati con una piccola cifra, perché ogni statua costa circa 15.000 euro, ma non è che ogni singolo mecenate deve mettere 15.000 euro. Sono auspicabili e possibili e desiderabili dei piccoli finanziamenti di 500.000 euro, quindi una singola persona può destinare anche poche centinaia d'euro. In questo periodo, per esempio, si stanno completando i lavori del penultimo stralcio. Un mecenate è l'imprenditore Franco Luxardo, che ha voluto rendere omaggio a Padova, città che ha accolto la sua famiglia dopo la Seconda Guerra Mondiale, restaurando la statua di Vettor Pisani, personaggio storico che ha legami con le sue origini giuliano-dalmate. Mi hanno suggerito il Vettor Pisani, che comunque ha un contatto con Zara, perché la guerra di Chioggia ha coinvolto anche la Dalmazia, l'Istria, la Dalmazia e Zara in particolare, e quindi ho detto benvenuta, insomma. Venezia e la Dalmazia hanno avuto 800 anni di storia in comune, quindi come dicono gli inglesi, why not?